Amici, riconoscete questa piazza, vero? Vabbè, la nostra piazza Loggia, l'abbiamo attraversata varie volte in queste ultime puntate, in tutte le puntate di Centro Anch'io. E abbiamo iniziato il nostro programma, la nostra rubrica il 4 maggio e l'abbiamo chiusa verso la fine di luglio, insomma ha avuto tanto consenso e per questo vi ringraziamo. E vogliamo premiare la vostra fedeltà, la vostra così simpatia con questo speciale, il meglio di Centro Anch'io, le immagini più belle, più divertenti, le interviste anche più irriverenti che hanno caratterizzato il nostro e il vostro programma. Grazie, restate qui che c'è da divertirsi per un po' di tempo, un po' più dei soliti tradizionali 5 minuti di Centro Anch'io. Centro Anch'io, Centro Anch'io. Ben ritrovati amici, ben ritrovati. No, scusa, anche, non ho visto che cosa prova. Quanto tu mi fai così? Però io fai così che adesso italiano come prima 2000 Atari qui. Grazie, ciao. 2000 qui, per subito permesso soggiorno. Ciao, grazie. Te subito. La nostra Lodoiga vive qui, no. Sul più bel dello Zelanda che è scappato il merlo. Sul più bello di un atto d'amore, il merlo non è riuscito a fare il suo dovere. È un po' tirata, è un'estensione di interpretazione, si diceva così all'Arnaldo molti anni fa. Interpretazione troppo estesa. Allora, Naga Dre col sac della mail. Lei non ha un sac della mail qua tra le mani, che cosa porta lei? Allora, no, un attimo, questa forse la so, vai dietro con il sacco di miele, la mail è il miele. Ah, bene, quindi vagli appresso con il miele. Appresso col miele, come dire, prenditi cura di lui, portagli medicinali naturali, biologici. Omeopatici, ma... È tipo il miele. Ah, è napoletano. Beh, allora ci dica un detto napoletano a sto punto, Ha detto paps. Ha detto paps. Non so parolacce, vero? No. Ha detto paps. Vicino a noi. Dammo tempo che ti sportoso. No, ce lo traduca pure, per favore. Allora, il tarlo, l'animaletto che è quello che dice vicino alla noce, dice dammi tempo che ti apro. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Il palazzo fu costruito tra il 1484 e il 1489 sotto il dominio della Repubblica di Venezia. Era un edificio che serviva per i piccoli prestiti di denaro e come banco dei pegni. Il suo scopo era insomma quello di finanziare le persone in difficoltà con una sorta di microcredito e anche per evitare il proliferare di usurai allora molto diffusi in città. La loggetta centrale che unisce i due corpi di fabbrica è in stile veneziano. La statua al centro rappresenta la giustizia ed indica la funzione dell'edificio. È arrivato l'accademico! Non scherzare, vabbè, cosa vuol dire? No, come l'accademico non è dialetto, Brescia, è italiano. È bravo, italiano. Come si chiama? Io? Sbardolini. Vabbè, ma nome... Tiziano. Allora Tiziano, facili o difficili? Difficili, che io sono molto... un po' di più di loro. Tiziano, sì. Prima, bisogna le AIP. Porco dica il mio, lei pe. Alzare i piedi? Quindi? Alzare i piedi? Sì, quindi bisogna le AIP, non... Bisogna? Biocorrer. Vabbè, anche senza... Com'è? Camminare. Mi vergogno della mia ignoranza sul dialetto. Beh, però siete carine, quindi vi fermiamo. Stampenta che tende. Riferito a una cosa che è lì in bilico e devi stare in piedi almeno fin quando ti vendo. Mitico! Ci sono... No, aspetta, scusami. C'entro anch'io, ok. Scusami. Sono di Brescia. Dov'è? Sono calabrese, sono 40 anni che sono qua ma non riesco ancora a capirlo bene. Allora, vediamo se il calabrese ci ripete almeno, vediamo un po'. Il calabrese potrebbe ripeterci Naga Dre col sac della mel. Allora, Nagra B col sac della mel. Dalla Calabria con simpatia. Edoardo Vianello con le pinne. Fucile d'occhiali. Quando il mare è una tavola blu.
È come cercare la pistola ai fra, che vuol dire? È come cercare una pistola ai frati. Ma lei non è di Brescia. Pistolone. Di Reggio Calabria sono io. Di dov'è? RC, Reggio Calabria. Piero! Senta, allora lei ha bevuto un pirlo? Sì. Il pirlo aiuta per il dialetto bresciano, eh? No, ma è un'eccezione, non è che... Guarda, questo che è il fratello o il fidanzato? Il fidanzato sarei. Ci troviamo in Vicolo San Zenone alle nostre insomma, è l'attesa, è quell'attesa fulminea, quello scatto. L'attimo d'attesa dello scatto. Insomma, bravi quelli che sanno complimenti chi ha... Il primo teatro che venne costruito in questa zona è del 1664. Fu il primo teatro pubblico di Brescia e venne concesso dalla Repubblica di Venezia all'Accademia degli Erranti, che riuniva la nobiltà cittadina. Il suo nome era inizialmente Teatro Il Grande, in onore di Napoleone Bonaparte. Pare però che il condottiero, di bassa statura ed avaro di sarcasmo, non avesse gradito l'onorificenza. È stato costruito tra 600 e 800, in stile prima barocco, poi rococò ed infine neoclassico. Poco dopo la metà del Settecento venne aggiunto un ridotto in stile rococò, che serviva da sala accademica agli erranti che dirigevano il teatro. L'ambiente architettonico è di Antonio Marchetti, mentre i dipinti delle figure sono di Francesco Zugno, che fu allievo di Giambattista Tiepolo. Gli affreschi raffigurano allegorie delle arti e delle scienze sul soffitto, mentre sulle pareti vediamo personaggi in costume dell'epoca che svolgono attività musicali, conversano o bevono cioccolate indossando delle maschere. C'è la bestiolina qua in quadra, Manu in quadra, c'è il cagnolino qua, è vivace, Sì, abbastanza. Che mo mi fa la pipì sul... No, non la fa. Educato. Dai, proviamoci. Grani Granel fa il Montesel. Mi fa paura la bestia che qua sotto intanto lavora, Non ne ho idea, Granel. Fa il Montesel. C'è la bestia qua sotto sempre più infervorata, ve lo dico, voi non la vedete. Non lo so, Grani. Vabbè, ti perdoniamo, ci sono cose ben più importanti, no? Sì, esatto, dai. Bene. Oh, tieni a bada la bestia. Ah, hai incontrato un altro cane, ecco qual è il dramma. Esatto. Ma mo come glielo traduciamo? Fi che pa, che bel mangià. Pensi a George Clooney, il fi... Ah, il fico. E il pa. E il... Papa. Il papa. No, che papa, il fico è il papa, il fico è il pane. Ah, il fico e il pane. Che bel mangiare. Il fico il frutto? Sì. Cercando di tradurre, attenzione, dall'italiano al dialetto, dal dialetto al romanesco e dal romanesco di nuovo all'italiano per poi passare in giapponese al fi che pa che bel mangià. Ce la possiamo fare? Ci proviamo. Ichijiku to pan wa sugoi oishii desu. E che mi risponde sto qua? Era una domanda? Che vuol dire? Deve dire che vuol dire. どういう意味ですか? イチジクとパンは美味しいんですよってどういう意味ですか? フルーツが美味しいって意味だよね。 Che la frutta è buona. Giusto, bravo il giapponese. Dai cop en se, l'homme è il comanda peu o il comanda più. Chiediamolo ai bresciani. Gli uomini da un certo punto in poi non comandano più. In casa sua comanda sempre lei comunque. Solo io e i cani. Dai tei della casa in su il comando più comanda la fondo. Quindi dalle tegole in su l'uomo non comanda più. E chi comanda? La donna. Dai tetti in su l'uomo non comanda più. E sono sacrosante parole quelle. E chi comanda? La donna. Perché comando la fondo? Ma Dio, lei siede pure, guarda che lei siede pure. Cioè? Praticamente che comanda la fondo a caso Non dai copa in su, dai copa in su. Allora in su addirittura. Dopo c'è il cielo dopo La testa vuole il cielo. Dai tetti in su l'uomo non comanda più. E chi ce l'ha il potere? La donna. E sopra i tetti mettiamo le donne. A casa mia come hai comandato, perciò non corvia sai che il proverbio lì. I copi sono i tetti, quindi dai tetti in su l'uomo non comanda. Chi comanda? Comanda Gesù Cristo, forse, credo.
Questa chiesa si chiama San Zenone all'Arco perché era stata costruita vicino ad un arco di trionfo romano che un tempo era collocato in Largo Formentone, piazza Rovetta. Nel Medioevo, come spesso accadeva a tanti edifici, fu circondata ed inglobata dalle case circostanti. Bigarel! Bresciano lui, bresciana lei. Da pochi anni peraltro, Siamo nati in una zona dove c'è la Brescia è nominata Campo Fiera, è una zona dove una volta c'era il mercato delle bestie. Della Tunisia. E che cosa sai in dialetto bresciano? Che sdraia fa? Come? Che sdraia fa? Su mia, scherza mia. Ci stiamo applicando, Su mia. Miseria a brache e pieucia muntù. Non è una bella immagine, lo so anch'io. Pieucia muntù. Ma di dov'è signora? Io sono di Moldavia. Dalla Moldavia. Complimenti, lei è giovane e bella comunque, brava. Di 64 anni. Ma non lo dica l'età! Sì. Sta registrando? Sì. Detente, guarda. Perché ha il freddo per la schiena. Che vuol dire? Che significa? Che deciderà mia. Adesso cosa c'è il pulmino lì. C'entro anch'io. C'entro anch'io.